Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Eccomi qui, ricomincia la settimana di dirette, oggi è lunedì 19 luglio, dunque 19 luglio 2021, chissà mai tra qualche anno qualcuno guarderà questa diretta. Saluti dal passato. Allora, come state? Come è andato il fine settimana? Vi ricordo appunto che le dirette sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il mercoledì però la diretta si tiene sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque lunedì e venerdì alle 21:30 qui con me sul canale YouTube Il De Garda e mercoledì alle 21 sono ospite del Marietto Veneziano sul suo canale YouTube che si chiama Marietto Veneziano. Dunque se non conoscete il suo canale cercatelo, iscrivetevi al canale, guardate fra le tante condivisioni che ha messo a disposizione appunto per le materie esoteriche, spiegazioni di radionica e anche altre condivisioni molto interessanti. Lo stesso dicasi per il mio canale, nel senso spero che vi risultino interessanti, comunque troverete molto materiale di esoterismo, ho letto un paio di libri, uno di Dion Fortune e l'altro di Franz Bardon, dunque per gli amanti dell'ermetismo sicuramente saranno due letture molto interessanti, ma ho anche condiviso piccoli rituali, insegnamenti di ermetismo, di cabala, di radionica, radiestesia, astrologia antica, insomma un canale molto ricco per gli amanti appunto di questo settore dell'esoterismo e dell'ermetismo. Benissimo. Allora, vi ricordo che appunto durante questa diretta risponderò ad una domanda per i primi, spero quelli a cui riesco a rispondere nell'arco di questa mezz'ora che trascorreremo insieme. E vi ricordo appunto che ho necessità che mettiate il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, mi raccomando, devo avere la data di nascita e non il segno zodiacale, quello lo deduco dalla data di nascita. Ho bisogno però appunto che mi mettiate una scia vibrazionale attendibile, se volete appunto che anche la risposta si avvicini quanto più possibile ad un'attendibilità per voi. Se la domanda riguarda qualcuno a voi caro, oppure qualcuno comunque per il quale volete risposta, gentilmente mettete anche il nome e la data di nascita di questa persona. Se non avete la data di nascita è chiaro che ho meno possibilità di esservi d'aiuto. Preferisco comunque i dati così come ve li ho chiesti. Mi raccomando i nomi e le date di nascita. Benissimo. Detto questo, prima di cominciare i saluti e a rispondere alle vostre domande, vi ricordo dove anche ci trovate. Ho già menzionato i nostri canali YouTube, dunque il canale YouTube del Marietto Veneziano e il mio canale YouTube, ma ci trovate anche su Facebook, abbiamo delle pagine di diario, abbiamo delle pagine proprio dedicate alla nostra attività, dei gruppi, i cassi sacerdotali e magia, no, e radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, e abbiamo anche un sito di riferimento, ormai sono svariati anni che condividiamo dispense di radionica completamente gratuite dal sito ilcapitano.altervista.org. Girate tra le varie sezioni del sito perché troverete dispense non solo di radionica, che comunque sono organizzate e con alcune spiegazioni sull'utilizzo dei circuiti. Tra l'altro trovate gli approfondimenti sul canale, sul mio canale YouTube, ma anche sul canale YouTube del Marietto Veneziano, nelle playlist dedicate alla radionica. E trovate anche qualche piccola dispensa di ermetismo, di cabala, alcuni rituali semplificati. Dunque cercate tra le varie risorse gratuite e nella pagina shop trovate i nostri servizi a pagamento. Benissimo, ricordo infine, e dopo basta, non dico più niente, ma nel frattempo vi faccio collegare. Ricordo infine che sono disponibile per consulti privati a pagamento, 20 euro, 45 minuti. Potete contattarmi al 347 8702 622 per prenotare il vostro consulto. Grazie. Allora,
Buonasera Tatiana, buonasera Francesca, buonasera Sara Elisabetta, buonasera Vale, buonasera Pierluca, buonasera Nemesi, buonasera Spidi, buonasera Chiara, buonasera Simona, buonasera Laura, buonasera Nancy, buonasera Francesca, ti ho già risposto, e un'altra Francesca, no, ti avevo già salutato, ma ripetita Juvent, buonasera Roberta, buonasera Fiore, oh, quanto tempo, tu dici che non mi segui, quanto tempo che non ti vedevo, buonasera cara, buonasera Lia, buonasera Anna Maria, buonasera Rossana e buonasera Iari, benissimo, direi di cominciare con la prima domanda di Valentina, 14 aprile 86. Come vedi il prossimo futuro con Domenico, 26 marzo 86? Grazie, va bene, Valentina e Domenico, vediamo come sarà il prossimo futuro per voi due. Vediamo un po'. Valentina e Domenico. Allora, dunque, questo taglio, sospiri, allegria, sembra indicare comunque un periodo di tormento, attesa, che può essere legato a qualche flirt. Dunque, o c'è uno dei due distratto e lontano in questo momento perché parallelamente si è aperto un altro capitolo o è soltanto all'inizio, diciamo così, oppure comunque viene a mancare un clima di serenità. Vediamo un po' cosa dicono però le sibille. Allora, scusate, non si vedono, ecco qua. Allora, e insomma Valentina, la stesa non è proprio felicissima. Adesso cerchiamo di descrivere un po' cosa si vede e cosa provano a dire le sibille. Diciamo che qualcosa che ha origine nel passato è venuto come un fulmine a ciel sereno, una situazione che così d'improvviso ha portato profondi cambiamenti e probabilmente questi cambiamenti hanno travolto lui, Domenico, che sembra essere diventato più distante, più refrattario anche all'intimità, forse, non so, magari qualcosa lo ha un po' bloccato, diciamo così. Non è proprio un blocco, perché i blocchi veri e propri sono collegati alla carta della prigione, però c'è un qualcosa che manifesta un certo grado di tensione e di difficoltà nello stare vicini. Questo sembra soprattutto che abbia coinvolto e travolto lui. Al presente, suppongo, da quello che provano a dire le sibille, è che sono, forse non dico frequenti, ma è recente qualche discussione, qualche diverbio o qualche incomprensione causato da divergenze che possono anche essere caratteriali. Però nonostante ciò si cerca insomma in qualche modo di reggere. Potrebbe anche indicare che di recente uno dei due ha detto qualcosa all'altro, liberandosi da un peso ma caricando l'altro di un dispiacere. Dunque c'è una situazione un po' così, che ha subito già delle modifiche a partire dal passato e che adesso viaggia, come dire, in scia di queste modifiche, di queste situazioni che sono cambiate già nel passato. Attenzione però, perché non si capisce per chi dei due, ok? Perché non c'è un vero e proprio soggetto, ma si insinua o qualcuno nasconde l'entrata, l'arrivo di una persona che appunto non ha a che fare col vostro ménage, ma che
entrerà comunque in una forma di triangolazione. Dunque c'è un ladro, un intruso che appunto riuscirà a farsi strada, perché abbiamo una carta della consonante sorpresa, forse con buona pace di chi lo lascerà entrare, nel senso che vedo che il matrimonio in questo momento non sta funzionando proprio il matrimonio, il legame, quello che è. Io adesso non è che so se siete sposati oppure no, non l'hai indicato, però siete un po' lontani. E dunque questa persona che entrerà con soddisfazione di uno dei due, comunque rilancerà forse un po' anche per paradosso la relazione. Ad ogni modo, qui c'è qualcosa appunto che nasce anche e che viene mantenuto tramite telefoni, ok? Adesso si usano queste chat, questi siti, dunque magari è una cosa del genere, con una persona che non è detto che sia proprio dietro l'angolo. Comunque, l'esito di questo rapporto sembra basato comunque su forme di interesse o come se si cercasse di tutelare o di trovare un compromesso eh, legato soprattutto a un rispetto, a un'amicizia reciproca e dunque però comunque nonostante tutto si è persa un po' questa serenità, questa forse intimità che c'era fra voi. Bene, io spero di averti risposto, mi raccomando, spero tu abbia anche ascoltato la risposta, così che la prossima volta hanno spazio anche altre domande. Vediamo un po'. Nemesi, Nadia, 1 febbraio 75 e Marco, 30 ottobre dell'82, vediamo se tornerà. Nadia, è una domanda che ho già sentito, ora non mi ricordo se ti ho risposto, però mi raccomando, arrivate fino al fondo della diretta per sentire se vi ho risposto, così non mi fate rispondere sempre alle stesse. Ho piacere che anche altri abbiano la loro opportunità. Comunque, Nadia, 1 febbraio 75, Marco, 30 ottobre 82, vediamo se Marco torna. Beh, se non è lui, sta comunque arrivando l'amore, ti sta arrivando incontro. Vediamo un po'. Non è che io veda proprio un ritorno vero e proprio, anche perché nel passato, e dunque quello che è avvenuto fra voi, sembra che riguardi comunque un'altra presenza. Non è la carta di un ladro, però lui aveva un'altra persona. Dunque questo ovviamente ha portato un dispiacere. Io non so se tu lo abbia saputo oppure no, anche se sembra che tu abbia ricevuto la notizia di questa cosa, oppure ti sono arrivati dei pettegolezzi, delle voci che ti hanno portato del dispiacere, magari sei venuta a sapere delle cose anche tramite qualcun altro che ti ha dato una mano a indagare un po'. Comunque al presente non sembra esserci questo ritorno, sebbene ogni tanto è un po' combattuto il pensiero, il desiderio di riavvicinarsi. C'è un approccio nel prossimo periodo, perché potrebbe comunque farsi sentire, farsi vivo, magari in una qualche ricorrenza, una qualche circostanza che gli ricorda il periodo in cui siete stati insieme, ma io non lo vedo. Vedi, la carta del vedovo sembra proprio dire che comunque c'è qualche altra cosa, qualche altro aspetto che lui sta portando avanti e dunque sembra che ci sia comunque una forma di rassegnazione nella storia, cioè tra voi, come se lui fosse
deciso o comunque abbia accettato il fatto che sia conclusa. E comunque mercante amatrice è un accostamento dove sì, è vero che hai o avrai nella sua memoria un ruolo importante, ma è anche un uomo che si è fatto probabilmente le sue valutazioni e i suoi calcoli. In questo periodo, vedi, ti ripeto che non vedo il ritorno. Sembra invece che lui stia valutando, o sia in attesa di una risposta riguardo una proposta che lui ha fatto. Lo vedo come se invece avesse un'altra relazione che, può diventare importante. Dunque è un po' così, non lo vedo tornare, mi sembra preso, dalla sua vita, ecco, da altro. Allora, andiamo avanti, vediamo la prossima domanda. Sara Elisabetta. Allora, Betta, 19 maggio 89, Mattia, 19 ottobre 94. Situazione conclusa, vediamo un po' fra Betta e Mattia. 19 maggio 89, Mattia, 19 ottobre del 94. Vediamo. Ah, grazie Chiara, ho letto adesso il tuo complimento e ti ringrazio. Allora, vediamo se è conclusa fra Betta e Mattia. Ma sembra sia ancora possibile un piccolo aggiustamento, qualcosa. Vediamo però cosa dicono le sibille. Allora, non sembra proprio conclusissima questa situazione. Sembra che comunque sia possibile ancora qualche margine, nel senso che nel passato sicuramente ha avuto un esordio molto bello, con un bel coinvolgimento e comunque era così in bilico fra un qualcosa che aveva tutte le possibilità di diventare anche un po' più importante, più coinvolgente e una bella amicizia, ma forse è nell'ambito dell'amicizia e dell'ascolto che sono successe magari delle cose oppure sono arrivate delle notizie poco felici. Diciamo che in questo momento la situazione non è delle migliori, non è delle più chiare. Vedi che apriamo e chiudiamo qua con malinconia e falsità. E nel mezzo comunque c'è un'indicazione di volubilità. La giovane fanciulla, a meno che non stia indicando la presenza o la possibilità che a lui, a Mattia, si sia accostato una ragazza più giovane di te rispetto a te che sei la consultante, dunque è questa giovane fanciulla, e dunque magari potrebbe voler dire che comunque il pensiero va a questa persona, il pensiero di lui, suppongo. Potrebbe anche indicare invece che comunque ci sono delle situazioni di instabilità e di volubilità o di incertezza, perché anche la falsità parla di situazioni insidiose, poco chiare, dove si nascondono delle cose o ci si sente costretti a mentire, magari anche agli altri, a mostrare un'apparenza piuttosto che. Dunque c'è una situazione un po' così che di sicuro è diventata un po' pesante. Vedi anche la carta della superbia bambino, donna di servizio. Dunque sembrerebbe anche, visto che la donna di servizio parla delle attività, le cose che dobbiamo svolgere, le mansioni anche nel quotidiano e potrebbe
potrebbe riguardare l'ambito lavorativo, potrebbe indicare la nascita di rivalità nell'ambito lavorativo, forse causati da questa relazione, da questo rapporto. Diciamo che nel prossimo periodo questo genere di rivalità o di situazioni così ambigue va a generare una serie di contraddizioni, di pettegolezzi, di chiacchiere che turberanno un po'. Vedi che c'è delirante ammalato, dunque c'è un qualcosa che sancisce un periodo dove sembra essere necessario o riflettere, prendere una pausa, per far interrompere magari questo chiacchiericcio. In ogni caso non sono carte di chiusura fra voi, perché poi c'è anche la carta dell'Imeneo, dunque o la situazione è che si chiacchiera e si vocifera sul vostro rapporto o sul vostro conto, oppure può voler dire che a seguito di queste chiacchiere, queste voci su di voi, magari siete poi stimolati e spinti invece a ufficializzare il rapporto. Diciamo che io non vedo però un'interruzione, per questo mi sento di dirti situazione conclusa no. Vediamo l'esito comunque. Messaggero, viaggio, belvedere, conversazione. In ogni caso ancora vedi che è tutto in ballo, è tutto in movimento, perché il messaggero porta notizie ma porta anche novità, oppure è l'arrivo di qualcuno che viene, appunto, cioè potrebbe indicare proprio che ciò che importa non è il non è il messaggio ma il messaggero. Diciamo che c'è qualcosa che sta avanzando, che sta arrivando, dunque qualche novità che cambierà un po' le cose, e dunque c'è in attesa appunto di magari chiarire, di poter parlare con più serenità. In ogni caso potrebbe anche riguardare un chiarimento fatto alla presenza di altre persone. Non la vedo come una situazione conclusa, quanto piuttosto come un momento dove si devono superare delle difficoltà, ed è qui che si vedrà se avete la stoffa per diventare una coppia più solida, oppure no, perché comunque si tratta di tutelarvi un po', si direbbe, da quello che vi circonda, più che dalla coppia in sé. In ogni caso non è conclusa, qualche cosa cambierà, qualche cosa si modificherà e non vedo interruzioni. Allora, vediamo la prossima domanda. Allora, Simona, 4 agosto 79, andrà avanti il mio matrimonio con Michele? Ma come mai io ho un déjà vu? Tutte domande che ho già letto le volte scorse. Allora, per favore, ascoltatele le dirette, perché io vi rispondo e mi trovo a rispondere sempre le stesse domande. Non lo so, o ho viaggiato nel tempo e mi sembra di averlo già fatto, oppure l'ho veramente già fatto. Allora, Simona, io ti rispondo, però, ragazzi, cercate anche di seguirle le dirette. 4 agosto 79, vediamo il matrimonio con Michele, 18 febbraio 76. È caduta questa carta, un po' la situazione è bloccata, eh? Allora, Simona e Michele. Allora, amatrice superbia potrebbe voler dire più cose. Uno, che magari in alcune situazioni potresti avere un atteggiamento non consono alla circostanza. Potrebbe voler dire che magari sovrareagisci, oppure hai un atteggiamento di sfida, oppure, visto la qualità della carta della superbia, che può appunto voler dire qualche sfida, potrebbe esserci invece la presenza di una rivale. Vediamo cosa dicono le sibille, perché il taglio con sole 2 carte
dà qualche piccola indicazione. Allora, devo dire che, non è esattamente una stesa felicissima, non è una stesa entusiasmante, ci sono non poche difficoltà qui. Tanto per cominciare, non vi ascoltate più, cioè proprio già nel passato non vi ascoltate più. E non solo non vi ascoltate più, le poche volte che vi parlate o quando magari avete quei momenti di serenità, riuscite comunque a dirvi qualcosa, qualcosa di sgradevole. E questo è andato a, come dire, minare sistematicamente l'unione e l'armonia. E in effetti ci sono delle situazioni che comunque hanno portato veramente un clima poco felice, poco sereno, cioè forse sei stata più volte sul punto di mettere tutto in discussione, di non sapere se mollare o continuare. Comunque il passato recente fa capire un po' di cose, forse anche, non so se non solo non vi ascoltate più, ma potrebbe anche essere che hai dovuto bloccare o tagliare un po' i ponti con un'amica che probabilmente ti ha deluso. Dunque diciamo che, non conoscendo la vostra storia, ti posso dare le indicazioni più probabili per le carte che sono uscite, dunque per quello che cercano di dire le sibille. Comunque non è una bella situazione, perché anche adesso sembra proprio che ci sia una grande criticità in questo momento, perché la carta della disgrazia chiaramente parla di profonde, gravi incomprensioni, momenti di grande litigio e discussione che forse richiedono di allontanarsi un po' per alleggerire la situazione. Il problema è anche che è possibile che uno dei due faccia la follia di mollare tutto per andare appresso a un'altra persona, per la quale sembra esserci una grande passione. Diciamo che non so la situazione, perché non abbiamo parlato, nella tua domanda mi hai solo chiesto come va a finire il vostro matrimonio, com'è, però qui io non vedo cose belle. In ogni caso, per quante interpretazioni possa dare, c'è qualcosa che non va e forse è necessario proprio prendere un momento, una pausa per evitare che la situazione degeneri fra voi. Comunque nel prossimo periodo ehm, è possibile che a portare un'ulteriore tensione o confusione tra voi due possa esserci e questa tensione e confusione anche portare dei rimpianti o un senso di impotenza piuttosto importanti, dunque un senso, come dire, di sconfitta, no? Potrebbe essere causato o da una madre, una suocera, qualcuno comunque legato al vostro contesto più grande in età, oppure una ex. Qua non è chiaro, una o un ex, non è che la vecchia signora per forza sia una donna, però c'è un qualcosa, qualcuno che in qualche modo interferisce, non aiuta, non aiuta con le sue parole, perché forse genera caos e confusione. Dunque, quello che si vede è che arriveranno comunque delle altre notizie che chiederanno di prendere delle soluzioni o di agire con determinazione. E dunque vedo la situazione come se a un certo punto una decisione vada presa e poi si attende di capire come va dopo aver preso questa decisione. Però non mi dice, le sibille non mi dicono qual è questa decisione, ma solo che deve essere presa con fermezza e con determinazione, o che forse c'è qualche scambio di messaggi segreti che potresti venire a scoprire. Dunque,
c'è un qualcosa qui e non è esattamente bellissimo. L'esito poi, comunque, dice che sì, c'è gelosia, dunque ci sono forti incomprensioni e che questo potrebbe essere legato a un flirt, a un qualcosa che, vedi, speranza, sono comunque gli amori facili e il domestico potrebbe essere lui che ha un flirt. Io però ti ripeto, non so com'è la vostra situazione, ma le Sibille dall'inizio alla fine hanno mantenuto una linea su una situazione problematica, ecco, non di facile soluzione. Andiamo a vedere un pochettino Laura. 6 settembre 88, chiede per sua figlia Giulia, 22 maggio 95, se troverà lavoro. Ok, vediamo un pochettino. Intanto saluto le altre persone che si sono collegate, dopo Iari Federica, buonasera, buonasera Marietto, buonasera Simona, buonasera Claudia, buonasera, no, ridiamo con Jenny, ti vedo adesso, non vedo neanche i saluti, no, non ti ho visto, ti vedo adesso. Buonasera Flo, buonasera Maria. Allora Flo, si vede che sei nuova del canale, dico sempre all'inizio che per rispondervi ho bisogno che mettiate il vostro nome e la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, come hai fatto, però ecco, pesci non mi aiuta. Il nome, nome e data di nascita. Comunque, vediamo un pochettino di tornare su alle domande. Adesso c'è per Giulia, 22 maggio 95, vediamo se trova lavoro. La mamma vuole sapere se Giulia trova lavoro. Lei è avuta prestino questa figlia, complimenti. Allora, e farete più che mamma e figlia le sorelle, praticamente. Allora, vediamo un po', vediamo Giulia se trova lavoro. Allora, beh, è un periodo, diciamo, un periodo di grandi e profondi cambiamenti, forse di responsabilità. Adesso vediamo cosa dicono però le Sibille riguardo proprio il lavoro. Mm-hmm. Ah, allora c'è una bella notizia e la risposta è sì, lo trova, però vediamo, andiamo per gradi. È chiaro che partiamo da una situazione del passato dove malinconia, mercante, allegria, domestico, vecchia signora può indicare che c'è comunque un po' di preoccupazione riguardo le questioni lavorative, magari è un momento, o c'è stato qualche momento non proprio serenissimo, ma ecco, non era il caso di perdere le speranze perché qualche cosa si è mosso in termini di collaborazione, forse con una vecchia conoscenza. Il problema è un pochettino adesso, diciamo che c'è un po' di confusione su quello che ci si può aspettare, nel senso che sicuramente arrivano delle notizie, delle informazioni o probabilmente qualcuno dice li cercano li quali là, però sembrano prive di fondamento, c'è un clima un po' così, non si sa bene dove guardare, però le indicazioni delle Sibille guardano non proprio dietro casa, cioè si direbbe che sia il caso di ricercare magari in località turistiche o vicino luoghi di mare, comunque legato a posti di spasso, di divertimento, e lì sembrano esserci più opportunità, più occasioni per voi. Adesso non so neanche
dove viviate, però le sibille dicono che forse guardando verso luoghi vacanzieri sia possibile individuare qualcosa. Diciamo che qualche situazione sembrerà un po' bloccata, ma con anche un aiuto di qualcuno che magari metterà qualche buona parola o potrà presentare in qualche posto o per tramite conoscenza, possiamo dire così, sembra che si ottenga qualche buon risultato, perché la carta della costanza in genere indica la riuscita, seppur dopo periodi magari di difficoltà o dove si è dovuto portare un po' di pazienza e perseverare, questo è il senso della costanza. Dunque c'è la riuscita e c'è la riuscita per il tramite di qualche amicizia, oppure di qualche aiuto, oppure addirittura potrebbe proprio riguardare un lavoro legato all'assistenza o come collaboratrice presso un dottore. Potrebbe voler dire più cose, ma ho più la sensazione che ad aiutare questa ragazza sarà qualcuno che sbloccherà la situazione. In effetti arriverà una possibilità di quelle da cogliere al volo, probabilmente la ragazza prenderà il posto di qualcun altro proprio grazie a questa conoscenza e la cosa insomma andrà bene per lei, c'è un lavoro, sì, anche l'esito lo dice, casa, conversazione, omaggio di preziosi fedeltà. Ecco, la casa per quanto riguarda le questioni lavorative potrebbe indicare un luogo di lavoro e il luogo di lavoro diventa importante in posti come per esempio gli alberghi, luoghi di ricezione, attività che si svolgono all'interno di strutture, così come pure, non so, però sembrerebbe, visto casa e conversazione, sembra proprio, non so, qualche ristorante, qualche locale ricettivo, un posto vacanziero, albergo, ecco, luoghi comunque positivi e sembra proprio che l'opportunità arrivi e sarà vantaggiosa comunque per lei. Dunque la risposta è sì, secondo me Giulia trova. Allora, dunque abbiamo risposto fino a Laura, vediamo un po' Nancy. Nancy chiede se riesce a cambiare reparto. 1° febbraio 76, Nancy, se cambia reparto. Vediamo un po'. È possibile il cambiamento, sì. Vediamo un po'. Potrebbe essere anche un reparto diametralmente opposto o completamente diverso da quello dove sei in questo momento, però vediamo. Allora, sì e un ni. Sì, ni. Sni. Perché ti dico così? Perché nell'esito abbiamo comunque una prigione, ma adesso ci arriviamo. Diciamo che c'è stata qualche situazione forse nel passato, comunque compare una nemica, dunque un qualcosa che magari qualche evento, non necessariamente una persona che ha aperto, diciamo così, la necessità di guardare altrove, di ripensare o rivedere le proprie idee o le proprie aspettative, i propri sogni, aspirazioni rispetto appunto il lavoro. È possibile che tu abbia avuto modo di parlarne con qualche conoscenza. Dunque si è aperta un'opportunità, sembra anche che una responsabile, qualcuno che comunque
ha una buona opinione di te, possa averti proposto da qualche parte. Dunque io la vedo come possibilità, anzi vedo comunque che è una possibilità concreta. Nel prossimo periodo comunque, qualche circostanza, magari, mhmm, così dovrà essere, diciamo qualcuno che dovrà un po' spingere il tuo spostamento, magari qualcuno che insomma dovrà, agire non proprio da canali ufficiali, possiamo dire così, e parlare con chi di dovere, con qualcuno che magari è una conoscenza che può dare una mano, eccetera. Dunque, in ogni caso vedo che la possibilità che questo avvenga c'è ed è piuttosto buona. Vedi che c'è anche la consonante sorpresa, dunque la riuscita c'è. Magari devono solo trovare un po' il modo di farlo, di renderlo possibile, e per questo è possibile che abbiano necessità di muoversi, trovare qualche escamotage, però io vedo questa possibilità. Allora, cosa c'è qui? Morte, bambino, fortuna, prigione. Dunque, certo che dette così, morte bambino mi farebbe venire i brividi, solo pensassi a morte bambino, proprio alla lettera. Però cosa può voler dire? Che c'è un profondo, grande cambiamento che porta all'inizio, vedi, di un progetto, di un nuovo, di un qualcosa di diverso, di nuovo. Ovviamente devi ricostruire tutta la tua posizione da capo, e qui è un pochettino così, perché si accosta alla fortuna, il che vuol dire che sì, okay, forse ottieni il tuo trasferimento, ma può anche essere che questo abbia comunque un prezzo, nel senso che ti costerà una forma di isolamento, oppure, ehm, quello che tu ti aspetti dal cambiare reparto non necessariamente poi risponde in pieno a quello che desideravi. Dunque, comunque è una situazione dove è un sì ni, per quello ho detto SNI, cioè il sì c'è, ti sposterai, ma non è detto che poi sia proprio il meglio per te. Comunque di questo si vedrà poi man mano col passare del tempo. Benissimo. Allora, vediamo chi altro c'è. Dunque ho salutato fino a Flo. Ah no, bene, tutto qua. Benissimo, allora io intanto ringrazio tutti per essere stati in mia compagnia questa sera. Vi ricordo che torno mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Sono poi di nuovo in diretta qui su questo canale venerdì alle 21:30. Poi probabilmente con l'arrivo dell'autunno modificheremo un pelino gli orari, ma questo vi verrà comunicato nel tempo o per tempo. Per ora siamo così, restiamo così, mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti privati a pagamento, 20 € 45 minuti, 347 8702 622 il mio numero attraverso cui potete chiedermi il consulto. Vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata. A mercoledì. A presto, ciao. Hai chiuso? Cioè, non sei